La battaglia per la sicurezza nella città metropolitana è ben lontana dall'essere vinta, secondo i dati sull'indice di criminalità diffusi dal Sole 24 Ore e riferiti al 2017. Mentre in Italia le denunce di reati sono calate del 2,3%, in provincia di Venezia sono cresciute del 5,4%. La città metropolitana detiene il poco invidiabile primato veneto ed è quindicesima a livello nazionale per numero di reati denunciati. Quelli legati allo spaccio di droga sono stati 672, con un impressionante aumento del 23% rispetto all'anno precedente. Dati che fotografano il passato per la giunta comunale, secondo cui nell'anno in corso vi sarebbe stato un cambio di rotta. Non la pensa così il consigliere regionale leghista Alberto Semenzato. Credo che, a parte i dati che riporta la stampa oggi, sia sotto gli occhi di tutti i cittadini la criminalità che gira sia per Venezia, città lagunare, che per Mestre, soprattutto a Mestre, ne sono prova diciamo, i vari raid, chiamiamoli così, che fanno le forze dell'ordine nella zona di Via Piave, ma credo che proprio ormai si stia espandendo in tutta Mestre. Questi numeri, sostiene l'esponente del Carroccio, non fanno altro che confermare quanto i cittadini sperimentano quotidianamente ogni giorno e sono la prova del fallimento del sindaco Brugnaro in materia di sicurezza. Ci sono personaggi che girano per le stazioni, che ti prendono la valigia di mano e ti chiedono l'obolo per fare 10 gradini. Qui basta girare per le calli di Venezia e vediamo venditori abusivi da tutti i lati. A Mestre ci sono spacciatori ormai sotto le case di tutti. Io credo che, a parte qualche piccolo segnale che viene messo in prima pagina ogni 15-20 giorni, diciamo che sostanzialmente si sia fatto poco o niente. Attendiamo con ansia l'arrivo dei nuovi vigili Batman che risolveranno la situazione, chiosa sarcastico Semenzato, che ne ha anche per l'assessore veneziano alla polizia locale Giorgio Deste. Sicuramente io vedo un assessore alla sicurezza praticamente inesistente.